Se vuoi scoprire perché quando calcoli una posizione a volte ti perdi tra mille varianti, ritorni, no, questo non funziona, oddio mi sono perso, allora rimani fino alla fine del video perché oggi andremo a vedere come calcolare una sequenza tattica. Intanto ti ricordo che qui sotto ti lascio il link, che questo link ti servirà a due cose: A scaricare un report che ti aiuterà a calcolare meglio durante le tue partite, B, registrandoti riceverai il link segreto dell'evento gratuito, della masterclass gratuita che terremo il 2 di marzo sul calcolo scacchistico. Quindi rimani aggiornato e sempre all'interno di quella live assegneremo una borsa di studio a uno dei fortunati che parteciperà alla live. Quindi imperdibile, sarà il giorno 2 marzo e solo chi è registrato all'interno della nostra lista riceverà l'invito segreto a questa masterclass con il campione italiano under 16, under 18 e under 20 di scacchi. Ma ora basta, andiamo al tema di oggi. Allora, qui siamo davanti a una posizione, una di quelle tipiche posizioni dove senti che c'è qualcosa da fare. Siamo nel lato del nero, il nero ha questo alfiere minacciato da un cavallo, quindi è probabile che questo alfiere si deve spostare. Sicuramente possiamo calcolare cosa succede su ritirate lungo questa diagonale indietro, ma viene anche abbastanza spontaneo calcolare questo sacrificio. Perché? Perché ci sono tutti quegli indizi che ci dicono che possiamo attaccare l'arrocco. Primo tra tutto, il re senza difese. Manca la torre, difensore del re, manca il cavallo, difensore del re. Quindi il re sguarnito con solo i 3 pedoni davanti, sebbene questi pedoni non sono mai stati mossi, quindi questa è già una grande cosa, ma questi sono dei chiari segnali d'attacco. In più i suoi pezzi sono un pochettino tutti accumulati sull'ala di donna, mancano difensori attorno a quel re, quindi questo è un chiaro segnale d'attacco e perciò dobbiamo assolutamente valutare alfiere H2. Ovviamente se siamo in una partita blitz di scacchi, il nostro intuito ci può dire se questa è una mossa buona o no, ma in realtà quello che bisognerebbe fare se si vuole veramente imparare a giocare a scacchi è calcolare, cioè non muovere mai senza aver calcolato che cosa succede dopo. Ok, calcolare sfiancante e faticoso eccetera, ma nel momento in cui riesci a visualizzare nella tua mente quello che accadrà da lì a breve sulla scacchiera, ti dico che darà veramente grandi soddisfazioni. Quindi ci ritroviamo davanti a questa posizione. Come si calcola? Ci vuole un metodo. Uno dei primi che è stato a teorizzare il calcolo scacchistico è stato Kotov, colui che ha scritto i libri Pensa come un grande maestro, Allenati come un grande maestro, Gioca come un grande maestro. Questa trilogia che mi ricordo sono stati forse i primi libri di scacchi che ho letto, che da ragazzino mi hanno fatto veramente appassionare a questo gioco, e dopo aver letto quei libri arrivai primo arrivai primo under 18 e primo e terzo assoluto del torneo. Era un torneo a 10 minuti, quindi fui veramente felice di quelle 3 letture di quei libri. E che cosa diceva Kotov all'interno di quei libri? Diceva: voi quando vi trovate a leggere quando vi trovate a giocare una sequenza e dovete calcolare tutte le varianti, dovete organizzarvi in questo modo. Come prima cosa dovete trovare le mosse candidate. Qui c'è una sola mossa candidata, ovviamente qui se vogliamo apriamo un pochettino il vaso di Pandora, ci sono 3 mosse possibili per il re nero. Ovviamente cosa succede se il re va nella casella in H1, se va in F1 e cosa succede se mi cattura l'alfiere. È ovvio che noi andiamo a considerare l'unica variante critica, quella dove ci cattura l'alfiere, perché nel momento in cui non accetta il sacrificio, mal che vada, se non riusciamo a vedere come va la continuazione, abbiamo guadagnato un pedone dell'arrocco, quindi va bene anche così. Quindi quello che andremo a calcolare è cosa succede dopo questa, e a questo punto qui si apre veramente l'albero delle varianti e delle mosse candidate, perché ce ne sono 2 essenzialmente qui di mosse candidate: lo scacco di cavallo e lo scacco di torre. Ovviamente quando si va ad analizzare, si va a calcolare, si cercano sempre prima le varianti forzate, quindi gli scacchi, le minacce, le prese, i cambi. Quindi qui diciamo mosse forzate sono i 2 scacchi: scacco di cavallo e scacco di torre. Quindi quello che dice Koto è: numero 1, iniziamo a capire quali sono le mosse candidate. Nel momento in cui abbiamo trovato le candidate, step numero 2, iniziamo in un ordine arbitrario a calcolare queste varianti. Quindi vediamo cosa succede se muovo il cavallo, scacco, vediamo cosa succede se muovo la torre, scacco. Attenzione però, attenzione, quello che dice Kotov è: nel momento in cui calcolate una variante e andate in profondità perché la dovete vedere bene tutta,
non tornate più su quella variante. Quindi se adesso noi partiamo con calcolare il cavallo, bene, la calcoliamo tutta, ci mettiamo tutto il tempo che ci dobbiamo mettere, poi una volta che capiamo se è buona o non è buona, stop, basta, non ci ritorniamo più. E poi vediamo che cosa succede con la mossa di torre. Ok, questo è il principio di Kotov. In questo modo dice evitate la confusione. Questo è un errore tipico. Un errore tipico è quello di ritornare più volte sulla stessa variante e perdere ulteriore tempo. Questo è quello che dice Kotov. Quindi proviamo adesso a seguire i principi di Kotov e più avanti andremo a vedere che ci sarà un alter ego, anzi una antitesi di Kotov, che è John Nunn con altre teorie sul calcolo, e le andiamo a vedere. Bene, partiamo da Kotov, e Kotov dice da quale variante si parte? Parti da quella che ti sei più comodo, se ti piace partire da quella che sembra più complicata, da quella che sembra più semplice, è indifferente, basta che inizi ad analizzare tutte le possibilità delle varianti e poi non ci torni più indietro. Quindi proviamo ad analizzare, partiamo col cavallo, ok? Partiamo a partire col cavallo, e qui ovviamente ci sono 4 possibilità per il re, ovviamente escludiamo subito quelle evidenziate in rosso. Perché? Perché il re si andrebbe a mettere sulla colonna H, dove si prenderebbe subito scacchi. Per esempio, se va avanti o indietro, qui c'è subito uno scacco di torre. È vero che si prende il cavallo, ma è anche vero che la donna può arrivare qui e da matto praticamente subito questo scacco matto, il re non ha vie di fuga da nessuna parte. Quindi si capisce che andarsi a prendere un altro scacco gratis non è granché. Quindi le due possibilità che dobbiamo andare a considerare: cosa succede su re G1 e cosa succede su re in G3. Re G3 è la più avventurosa, ma allo stesso tempo è quella che crea più problemi, perché ci minaccia anche di catturarsi un cavallo. Quindi andiamo a vedere cosa succede su re G3. Re G3, qui ancora una volta mi si aprono due possibilità. Io posso pensare ora di mettere la torre dietro al cavallo, minacciando così scacchi di scoperta, o provare a mettere la torre in H5 con l'idea di supportare entrate di donna. Quindi queste due vanno calcolate. Quindi abbiamo considerato il re G3, vediamo questa variante. Abbiamo detto che il re non può catturare, altrimenti arriva matto, l'abbiamo già visto prima. E qual è qui la risposta? Ora qui bisogna veramente calcolare la risposta migliore del bianco, altrimenti noi possiamo calcolare tutto ciò che vogliamo, ma se non consideriamo le risposte migliori del nostro avversario, qui ovviamente l'unico modo per fermare l'entrata di donna è con torre in H1, non possiamo più entrare con la donna e quindi questa variante è esclusa. Nel momento in cui arriviamo alla fine del calcolo e vediamo che non riusciamo più a continuare con il nostro piano, variante esclusa. Bene. Quindi abbiamo escluso la possibilità di torre H5, andiamo a vedere cosa succede con torre G5. Anche qui l'idea ovviamente è fare uno scacco di scoperta col cavallo e creare seri danni. Ora, anche qui bisogna trovare la mossa migliore per il bianco. Non è facile, però ci possiamo provare. Però qual è la migliore risorsa difensiva per il bianco? Allora, siccome si sta minacciando uno scacco di scoperta, qui la risposta migliore difensiva, e va vista in fase di calcolo, è F4, con l'idea che se togli il cavallo scacco di scoperta, io ti mangio la torre e non è più scacco di scoperta. Ecco, ora io sto muovendo i pezzi sulla scacchiera, quindi è molto più facile, però tutto ciò in realtà andrebbe visualizzato nella propria mente. Ma già arrivati a questo punto, quindi ritorniamo un attimino al punto di partenza, quindi abbiamo sacrificato l'alfiere per stanare il re. Siamo usciti fuori col cavallo, ha messo il re in G3 e adesso abbiamo messo la torre in G5. Proviamo a non muovere più i pezzi e immaginarci tutto così. Torre in G5, pedone in F4 e qui la variante inizia a farsi molto complessa. Qui forse le mosse forzanti sono un pochettino finite e inizia a essere veramente difficile mentalmente a vedere tutto. Se proviamo comunque a mettere il cavallo in D3, che toglie la comunicazione della sua donna con la nostra torre, scacco, ci mangia la torre, ora la mossa più spontanea è quella più forzante, è proprio lo scacco con cattura, dove sembra che la donna tra l'altro si vada a mettere in una buona posizione in faccia al re, quindi cosa c'è di male? Però poi si scopre, andando molto in profondità di questa variante, che
questa variante porta a un vantaggio per il bianco. Per ora il motore considera 0-0, ma è molto facile sbagliare, mentre la variante che porta a vincere è questa qui. Ovviamente qui è difficilissimo da calcolare perché il re c'ha poco spazio. Qui la variante continuerebbe con re F2, cavallo G4, re F1, donna in H2, eccetera, eccetera. Ma ovviamente queste sono cose da motore. Quindi, realisticamente, umanamente parlando, che cosa succede? Che, arrivato a questo punto, che sei arrivato a calcolare che c'è la torre qui dietro e c'è il pedone in F4, qui probabilmente perderesti almeno altri 5 minuti di orologio nel calcolare eventualmente cosa succede su cavallo qui, ma veramente va a finire che perdi 20 minuti per poi andare in questa variante, che sembra la più logica, che in realtà è la variante perdente, mentre la variante vincente è donna C7, ma sfido chiunque a trovare donna C7 in questa situazione. Ok, abbiamo esaminato tutte? No, ci mancava da vedere cosa succedeva sul re in G1, quindi abbiamo visto cosa succede sul re G3, Kotov dice ok, guardale tutte, re G1, benissimo, sul re G1, qui sembra che tranquillamente si può, in che modo qui si vince la partita, si mette la donna in H4 e si va con l'idea di dare matto. Un modo che lui ha per evitare il matto, ricordiamoci che il re non può scappare oltre perché c'è la nostra torre, uno dei modi per evitare il matto è donna F4, quindi considerare sempre la mossa migliore da parte del nostro avversario, ma donna F4 non basta perché adesso come si vince, quindi non fermatevi, ma andate sempre in profondità, come si vince adesso a livello tattico, si porta in attacco anche la torre, la donna entra ed è scaccomato. Quindi la variante di re in G1 è vincente. La variante di re G1 è vincente, però abbiamo visto che la variante di re G3 invece è un bel casino. Re G3 è un bel casino e non siamo neanche sicuri come va a finire dopo questa, perché quello che dice Kotov è tu devi essere sicuro esattamente di come va, non poi, poi vediamo, no, Kotov dice tu la devi vedere, la devi visualizzare e in questo caso non riesco a vedere precisamente tutto. Va bene, quindi questa variante qui è da eliminare perché c'è anche solo una risposta del bianco che è Rg3 che non ci fa dormire sonni tranquilli. Allora, sempre secondo le linee di Kotov, ritornando dall'inizio, dopo il sacrificio d'alfiere, dopo averlo stanato, anziché provare a vedere sul salto di cavallo scacco, proviamo a vedere cosa succede su torre. Su torre anche qui ci sono due possibili risposte, range 3 e range 1. Anche qui bisogna vedere su range 3 cosa succede, riesci a vedere un pochettino come potrebbe continuare la situazione. Ora, le varianti sono un po' tutte uguali e l'idea è sempre quella di magari portare la donna su H4, quindi togliendo il cavallo con scacco, variante forzata, noi riusciamo ad entrare con la nostra donna e a dare scaccomato. Come? Re in F3, si cattura l'alfiere che è supportato, la donna è supportata sia da torre che da alfiere e poi di nuovo donna H4 scaccomato. Quindi questa variante funziona e vediamo cosa succede allora se va in G1, perché la variante deve funzionare anche con Re G1, perché se funziona solo in uno dei due modi quella è una roulette russa, non è scacchi. Anche in questo caso sembra che devo sempre giocare con donna H4 per andare qui, quindi tolgo il cavallo per fare questo tipo di mossa. Ha il bianco qualche modo per evitare che io possa andare in H4 con la donna e dare matto? Sì, sembra che ha pedone in G3, ma a questo punto, sempre calcolando in profondità, senza mai muovere i pezzi, adesso li stiamo muovendo per rendere tutto più chiaro, cioè torre in H1 scaccomato. Alla luce di tutto ciò, la variante migliore non è dare scacco col cavallo in stile dono greco, ma è quella di giocare torre torre H5 scacco, perché in entrambe le varianti andiamo in una posizione vincente. Ora, ci abbiamo messo circa un quarto d'ora per analizzare muovendo i pezzi. Immaginati di fare tutto questo discorso senza muovere i pezzi, almeno aggiungiti 10 minuti, 10 minuti di visualizzazione e di calcolo. Questo è quello che dice di Kotov, quindi guardati una variante alla volta, vai fino in fondo e non tornarci più su. Bene. Che cosa succede? Che ci sono ovviamente anche delle tesi alternative a quella di Kotov. Kotov, ricordiamoci, è stato un grande maestro, è stato uno dei più grandi scrittori di libri didattici, ma veniamo a John Nunn.
John Hahn, un grande didatta, grande maestro, 2600 punti, quindi se entriamo nella categoria dei super grandi maestri, e ha vinto 3 volte il campionato mondiale di puzzle di scacchi, quindi è uno che di tattiche scacchistiche è veramente veramente forte, è un matematico, ha studiato ad Oxford ed è entrato ad Oxford a 15 anni, quindi stiamo parlando, ragazzi, di una mente fuori dal comune. E che cosa dice John Hahn a differenza di Kotov? Hahn, in una situazione di questo tipo, dove sacrificio dell'alfiere si sta nel re e ora dobbiamo considerare tra cavallo e torre, dice: guarda, Kotov qui ti consiglia di iniziare a vedere una linea, la guardi fino in fondo, poi ti accorgi se quella linea è buona o sbagliata, se la linea è sbagliata vai nella prossima. E per esempio, che cosa abbiamo fatto noi prima? Siamo partiti da cavallo scacco, che sembrava la più logica, perché è quella che si avvicina veramente al sacrificio del dono greco, no? Quindi è un pattern che già bene o male conosciamo, quindi scacco. Adesso questo re deve andare da qualche parte, ma abbiamo visto che, ok, su re G1 funziona, ma abbiamo visto che su re G3 c'era questa variante e su F4 la situazione era molto opaca, possiamo calcolare questa, abbiamo visto che la migliore secondo il motore era donna C7, con questa il gioco partirebbe a una parità. Ecco, nel momento in cui noi andiamo a calcolare tutte queste cose, abbiamo già perso un 20 minuti sulla scacchiera per poi renderci conto che tutto ciò non ci porta a niente. Quindi quello che dice Nan è: ok, secondo il metodo di Kotov, tu parti da una linea qualsiasi, la calcoli fino in fondo, però nel momento in cui la calcoli fino in fondo e ti rendi conto purtroppo che quella linea non funziona perché è troppo complessa, perché non riesci a vedere tutto fino in fondo, cioè, hai perso 20 minuti del tuo tempo. Quindi se ti va di fortuna becchi subito la linea giusta e va bene, ma se ti va di sfiga che becchi la linea sbagliata, hai perso 20 minuti di orologio, e siccome il tempo è un fattore determinante nelle partite di scacchi, e questo è un gravissimo problema. Per questa ragione, quello che dice John Hahn è: prima di partire a fuoco subito con calcolare una linea, prova a dare una visione generale per vedere se lì a poche mosse la cosa può funzionare o no. Quindi inizia a dare una visione generale, poi entri a calcolare le linee. Quindi iniziamo a calcolare in stile John Hahn. Quindi proviamo appunto a fare cavallo. Ci rendiamo conto che su re G1 comunque si vince la partita, e su re G3 abbiamo questa fatidica torre, abbiamo visto che c'è anche torre H5 che funziona, torre che non funziona in realtà, torre in G5, F4, e qui tutto nella nostra mente, perché qui sto muovendo i pezzi, ma facciamolo tutto nella nostra mente. Quindi alfiere, re, scacco di cavallo, re in G3, torre in G5, F4. Non so voi, ma pur avendola vista poco fa la posizione coi pezzi mossi, è veramente difficile. Quindi quello che dice John Hahn dice: nel momento in cui voi iniziate a fare un primo scan veloce e vedete che una variante può essere complessa, non riuscite a vederla fino in fondo, o veramente è troppo complicata, lasciatela stare, andate all'altra. Se poi vedete che anche l'altra e anche l'altra, magari ci sono più rami dell'albero, se anche le altre poi non vanno bene, ritornate. Quindi, a differenza di Koto che dice calcola una linea e non valutala se buona e cattiva e non tornarci mai più, quello che dice Nan è: il gioco dei scacchi non può essere così bianco e nero. Lui dice: fai un rapido scan della posizione, inizia a calcolare le varianti, quelle che possono sembrare più promettenti, come cavallo, no? La più promettente sembra cavallo, prima di torre, no? Però nel momento in cui ti rendi conto che la variante è troppo complessa, diventa nebulosa, non riesci a vedere bene, scartala a priori, fermati qui. Perché? Perché nel momento in cui ti addentri ancora più in profondità della variante, ed entri qui dentro, ed entri qui dentro, ed entri qui, il re può scappare da qualche parte, e scacco, cioè diventa lunghissima, e questo ti toglie tempo e ti toglie salute mentale per calcolare, poi rischi di fare le cavolate. Anche la stanchezza è un fattore importantissimo a scacchi. Quindi a questo punto il buon Hahn, in una posizione di questo tipo, scarta a priori, la mette da parte questa variante per andare a vedere cosa succede sullo scacco di torre. Scacco di torre, se il re torna qui, ok, e la regina entra e si vince.
scacco di torre, il re va qui davanti, variante forzata, scacco di cavallo, la regina entra e si vince. Ok, a questo punto, avendo messo in pausa un attimo la variante più complessa, siamo andati direttamente nella seconda linea, che è molto più semplice, easy e porta comunque alla vittoria. Quindi in questo modo abbiamo risparmiato tempo, abbiamo risparmiato fatiche e ovviamente se la variante di torre, se vedevamo che questa variante di torre non portava a nulla, allora saremmo ritornati su quella del cavallo e saremmo andati in profondità. Però nel momento in cui vediamo qualcosa di molto tosto, mettiamolo in pausa. E poi, sempre John Nunn dice, cerchiamo di evitare il problema di quando si va troppo in profondità nel calcolo, di non vedere una risposta ovvia del nostro avversario, perché bisogna vedere le risposte ovvie. Per esempio, già qui, in questa variante, qui dobbiamo vedere F4 perché anche perché altre possibilità non ci sono, cioè qui comunque ti metti su una colonna H, qui ti metti a tiro dell'alfiere, qui vai troppo in avanti, se non ci sono troppe altre possibilità, F4 va vista, quindi vedere sempre la risposta migliore. Come si fa? Lui dice prendiamoci delle pause, soprattutto quando stiamo calcolando da un po' di tempo, facciamo uno screenshot della posizione, addirittura consigliava anche di segnare sul formulario la sequenza. Oggi è illegale, non si può più fare questa cosa di scrivere sui formulari prima di effettuare la mossa, però dice fatevi uno screenshot della posizione, ovviamente non lo chiamavo così John Nunn, che non c'erano gli smartphone nella sua epoca, fate uno screenshot della posizione mentale e poi ritornate su quella posizione con nuova freschezza. Quante volte vi è capitato di fare una partita, di non vedere una mossa banalissima, poi la rivedete in un secondo momento in fase di analisi e dici come ho fatto a non vederla che era così semplice? Perché a volte c'è bisogno di staccarsi un attimo dalla posizione e rientrare dentro. Nei tornei dal vivo una cosa che ogni tanto faccio è alzarmi, sgranchirmi un attimino e guardare la posizione da altre angolature. Questo aiuta tantissimo veramente a vedere la posizione con freschezza senza rimanere sempre seduti alla scacchiera a ragionare. Ok? Quindi, come vedi, gli scacchi non sono matematica, è un'arte e come tutte le arti non sono fatti di regole, ma sono fatti da principi. Poi ognuno adatta tutti questi principi e tutte queste lezioni apprese dai più grandi maestri se le fa sue in base alla propria esperienza scacchistica. Ti ricordo dell'evento del 2 marzo sulla tattica scacchistica e sui problemi di scacchi, come risolverli, come vedere la tattica in partita, fondamentale. Ti lascio il link qui sotto per registrarti, riceverai via email poi il link per collegarti alla diretta. Spero che il video ti sia piaciuto, se sì fammelo sapere con un commento, noi ci vediamo alla prossima, ciao!